Ciao ragazzi, oggi vi faccio conoscere una realtà davvero particolare, una realtà che si nasconde dentro alle acque di queste vasche, dove vedete delle pinne che lentamente fendono l'acqua. Sono le pinne degli storioni della società Naviglio. E questa è un'azienda, un allevamento nato circa una cinquantina d'anni fa da delle persone, agricoltori, che fino a quel momento facevano tutt'altro, facevano l'allevamento classico di vacche da latte. Poi la trasformazione, un'evoluzione dettata anche da delle necessità. Sentirete il fondatore dire che un po' questo allevamento ha salvato all'epoca l'azienda. Una storia veramente intensa, dai tratti professionali e umani non indifferenti. E allora facciamocela raccontare direttamente da lui, da Luciano Bettinazzi, che insieme a fratello Ernesto ha fondato questa realtà cambiando radicalmente vita. È stata quasi un'avventura, quasi una scommessa. Quasi, perché qui era tutta palude, cannetto palude che non rendeva niente, con uno risorgiva che passava di lì, d'estate c'era, d'inverno no, anche adesso. E allora dopo ci hanno rilasciato la concessione perché in questi chilometri di terreno palude il Naviglio, che è un canale di irrigazione contadini, sì, in questa posizione di questo chilometro è l'unico che non ha nessuna presa per l'irrigazione agricola. Allora l'acqua che arriva fino all'entrata, fino all'uscita, la possiamo usare. Chi è che gestisce? È sempre la sua famiglia? Sì, è la nostra famiglia. Io, Bettinazzi Luciano e Bettinazzi Ernesto, ci siamo adattati al pesce, intanto che gli altri fratelli, sia miei che suoi, sono andati avanti per 15 anni ancora col bestiame. Questo allevamento è nato con le trote. La partenza è stata del 72 fino all'86, avevamo anche le mucche da latte. E poi? Noi eravamo agricoltori totalmente, qui c'era una palude, con una risorgiva, abbiamo pensato di iniziare con un po' di trote e via. Poi la concessione del Naviglio, e dopo con le trote, con le malattie e la temperatura che risaliva, e allora dopo abbiamo iniziato con degli storioni. Quando iniziarono i Bettinazzi, l'allevamento degli storioni non era una pratica particolarmente diffusa e quindi anche le competenze tecniche specifiche per questo settore non erano così diffuse come lo possono essere oggi. Quindi dovettero spesso imparare anche a loro spese che cosa voleva dire allevare gli storioni. Ma non si scoraggiarono mai, anzi continuarono ad andare avanti. La loro tenacia li premiò, perché dopo le trote, con l'arrivo degli storioni, si aprì un nuovo mercato e i segnali cominciarono a diventare incoraggianti, quindi loro continuarono ad investire in questa azienda. Poi nel corso del tempo sono subentrati i figli, oggi anche i nipoti, e quindi è una realtà familiare che si consolida nel tempo. E oggi loro tecnicamente sono in grado veramente di raccontare che cosa vuol dire avere un allevamento degli storioni. E quindi anche questo ce lo racconta Pietro, a partire dal significato e dal valore che ha l'acqua per gli storioni. Questo allevamento, l'acqua è fondamentale perché è un allevamento a scorrimento. L'acqua in questo caso dà la possibilità al pesce di nuotare controcorrente, quindi crescendo diventa sempre più forte e quindi migliora anche la qualità della carne. Il pesce è come se fosse in natura praticamente. Quante varietà di storioni avete qui? Nei nostri allevamenti abbiamo 4 specie di storioni: il siberiano, il danubiano, lo storione bianco e il beluga, che è il nostro prodotto di punta. E la quantità di caviale che si estrae cambia, immagino? Assolutamente sì, in base ovviamente alla specie si estrae una diversa quantità di caviale. Facendo una media possiamo dire che estraiamo il 10-11% di quello che è il peso del pesce. Il più pregiato è il beluga, perché? Il beluga è lo storione più pregiato, il caviale di beluga è più pregiato perché prima di raggiungere la maturazione impiega addirittura 20 anni. Il ciclo di crescita del pesce è molto lungo, quindi prima di essere pronto per l'estrazione del caviale passano tantissimi anni. Tanto è vero che qui in questo impianto abbiamo storioni che hanno 30 anni. Quando in occasione di percorsi e cascine visiterete questa realtà,
Cercate di non limitarvi a visitare semplicemente l'allevamento, non fatela diventare soltanto una visita, perché c'è un aspetto importante che vi consiglio di approfondire insieme a loro. Qui non si tratta soltanto di produrre caviale, produrre lo storione per la carne e quant'altro, c'è un'ulteriore finalità che rende ulteriormente merito all'imprenditorialità di questa famiglia, ovvero che gli storioni qui vengono allevati anche per essere di nuovo immessi in natura, e questa è una cosa che dà ulteriormente valore, soprattutto in un contesto come il Po, da dove anche gli storioni arrivavano all'epoca. I nostri storioni vengono fatti riprodurre per poi essere utilizzati per ripopolare i nostri corsi d'acqua. Ovviamente il ripopolamento è controllato da regole ferree, perché gli animali devono essere autoctoni di una determinata area, quindi in Italia il ripopolamento è soprattutto di storioni del Po, ovvero certo, la Cipenser naccari, e il beluga, che anticamente era presente nei nostri corsi d'acqua. Attualmente si sta ripopolando un po' il Po? Attualmente sì, abbiamo attuato alcuni ripopolamenti un paio di anni fa, un anno o due fa, di soprattutto beluga, che appunto, come dicevo, è il nostro prodotto di punta, e quindi sì, è possibile ripopolare lo storione in natura, sperando che la natura non gli sia avversa. Ascolta Pietro, tu sei nipote d'arte, no? Sei figlio Sì. d'arte e nipote d'arte. Sì. Perché sei qui? Io sono qui perché fin da piccolo ho sempre ammirato tutto quello che è stato il lavoro di mio nonno prima e il lavoro di mio padre poi. E d'estate mi ritagliavo addirittura un po' di tempo per venire a dare una mano ai miei parenti, ed è una cosa che mi rende molto orgoglioso essere qui, e spero di continuare, perché questo è quello che vorrei fare per tutta la vita. Cosa succederà qui il 18 maggio, Serena? Allora, il 18 maggio vi aspettiamo, perché faremo una visita guidata, anzi sarà 4 visite guidate, perché ci saranno 4 turni di visita in allevamento, quindi visiterete e vedrete direttamente i nostri pesci, e successivamente vi faremo degustare i nostri prodotti, quindi sia caviale che carne di storione. È meglio prenotare? Possibilmente sì. Allora, 18 maggio, Società Naviglio Goito, per Corti e Cascine. Ragazzi, credo che ci vedremo qui, va bene? Seguitemi, c'è ancora tanto da scoprire per Corti e Cascine. Ciao! Ciao!